Buongiorno da Porto Tolle, buongiorno da Leandro Maggi. Il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, con il supporto di Adriatic LNG, ha dato vita a un'iniziativa per tutelare la salute e la sicurezza dei suoi 1470 associati. Dopo le fatalità occorse nell'ultimo anno tra i pescatori in Sacca di Scardovari, il consorzio locale si è adoperato per mettere a disposizione delle proprie cooperative 5 defibrillatori e personale formato per il loro utilizzo. Quando ci è stato illustrato il progetto relativo al posizionamento di defibrillatori su questa parte di Delta, abbiamo accolto con buon spirito questa richiesta. Il posizionamento dei defibrillatori, che sono 5, non solo è un aiuto concreto in caso di malore da parte delle persone per gli operatori del settore pesca. Il racconto di queste due vicende avute nel passato recentissimo da parte dei pescatori hanno sensibilizzato la nostra attenzione ancor più sul tema. Ma riteniamo importante anche la formazione delle persone per l'uso dei defibrillatori, perché altrimenti è come avere una scatola chiusa ferma lì che però nessuno sa poi utilizzare. Quindi per questo motivo Adriatic LNG è stata vicina al consorzio non solo con l'acquisto dei 5 defibrillatori, ma anche con un corso di formazione di una rappresentanza di pescatori che quindi possono essere presenti sui pontili e prestare il loro aiuto e il loro soccorso in caso di necessità. Sicuramente poi il posizionamento è stato studiato sulla base anche di eventuali interventi da parte della Croce Verde su un territorio così esteso che sappiamo essere difficilmente raggiungibile in tempi brevi, quindi sicuramente un primo intervento di personale che è stato formato, più l'arrivo di un professionista del settore sanitario che dà il suo contributo, può portare domani a salvare delle vite. E quindi ecco che Adriatic LNG non è altro che orgogliosa di essere vicino al consorzio e al presidente per questa iniziativa, e non poteva quindi che essere al vostro fianco per la sua realizzazione. Questa iniziativa, portata avanti dal Consorzio con il supporto di Adriatic LNG, non può che trovare l'appoggio dell'amministrazione e a loro va sicuramente un plauso, proprio perché questo tipo di intervento denota una forte sensibilità a quella che è la tutela della vita umana. Nasce da due episodi che purtroppo sono avvenuti nelle nostre lagune, e da qui si è proprio vista concretamente la necessità che i supporti sanitari, che gli interventi siano resi più fruibili, siano più vicini, nell'attesa chiaramente dell'arrivo dell'ambulanza, dei medici per l'intervento. Il nostro comune ha delle caratteristiche peculiari per estensione, per dislocazione dei territori, quindi credo che sia fondamentale, importantissimo il fatto che ci siano questi dispositivi nei pressi, nei luoghi più periferici, diciamo, del territorio, in modo tale da prestare quel pronto soccorso, quel primo intervento necessario, in modo che possa essere più efficace anche poi l'intervento medico. Ricordo che Adriatic LNG comunque è sempre presente, soprattutto nell'ambito sociale, proprio sanitario, quindi non è una cosa scontata, perché più può sembrare scontata ma non è così, anche se una grande azienda dimostra comunque la sensibilità all'interno del nostro territorio, con diverse iniziative che spesso e volentieri abbiamo modo anche di fare collaborando, e quindi ringrazio Giorgia della presenza, ma naturalmente tutta la direzione di Adriatic LNG che, ripeto, ha fatto questa scelta. L'attenzione, ed è una cosa, ne parlavo anche con Tania, con il mio assessore proprio qualche settimana fa, su cui vorremmo anche accentuare e spingere anche dal punto di vista anche della collaborazione dell'amministrazione, è quella di creare anche una formazione sulla sicurezza proprio per ogni singolo pescatore o agricoltore che vada poi ad affacciarsi a quello che è un mondo lavorativo che a volte implica diverse insidie, al di là del fatto naturalmente purtroppo sia degli incidenti che delle mortalità che abbiamo avuto nelle nostre lagune, che sono dovute a casi magari anche sanitari, chiamiamoli sanitari perché sono arresto cardiaco piuttosto che altre situazioni, ma ripeto su un plafond molto più ampio di quella che è la sicurezza sul posto di lavoro.